Passiamo ora al teatro. È iniziata la stagione teatrale a San Donà di Piave con la stretta collaborazione del Teatro dei Pazzi, nomi famosi e spettacoli altrettanto importanti. Vediamo il servizio sulla conferenza stampa di presentazione della rassegna annuale. Comincia la 10ª stagione teatrale promossa dalla città di San Donà di Piave, insieme all'Associazione Culturale Teatro dei Pazzi, compagnia di spettacolo già ben consolidata nel territorio veneto, che vanta un repertorio di spettacoli per bambini, danza, rassegne culturali e organizza persino corsi di recitazione. Il 17 novembre a San Donà di Piave partirà il primo spettacolo della rassegna 2012-2013, il Teo Teocoli Show, che vede la partecipazione del famoso showman. Quest'anno ci fa piacere vedere che proprio un personaggio come Teo Teocoli aprirà la rassegna, 50 anni di carriera condensati in uno spettacolo con tutti i suoi personaggi e poi quasi un omaggio a Fantozzi con la Vukotic e con la Mazzamauro, che presenteranno spettacoli, uno in particolare della Vukotic su Coco Chanel, mentre la Mazzamauro un excursus di personaggi femminili, e poi Cinzia Leone e uno spettacolo molto particolare su Modigliani. Gli spettacoli però non saranno dedicati solo agli adulti. Questo infatti è il 12° anno della rassegna Domenica Teatro con i Bambini, che vede ben 3 importanti appuntamenti, a cominciare da domenica 25 novembre presso l'Auditorium Leonardo da Vinci con la Casetta dei Desideri. Altra tradizione che sarà rinnovata quest'anno è la rassegna del Teatro Veneto, che comprende spettacoli di grande qualità e il coinvolgimento delle più abili compagnie venete, puntando sul linguaggio tipico della regione e sulla comicità. Ecco, gli abbonamenti sono in vendita da sabato 20 ottobre presso la sede del Teatro dei Pazzi in via Vittorio Veneto qui a San Donà di Piave. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti quelli dell'anno scorso, con uno sforzo da parte nostra dell'amministrazione comunale proprio per andare incontro anche al periodo non eccessivamente felice, anche se noi cercheremo di renderlo felice con la stagione teatrale.